E noi vecchi vorremmo tutti passare il testimone, ma non troviamo nessuno dei giovani che sia adatti a fare con umiltà e tenacia quello che abbiamo fatto noi. Nessuno. Lavinia Rizzi ha tagliato il traguardo dei 70 anni con alle spalle una vita avventurosa tra cinema, pittura, teatro e letteratura, incrociando alcuni dei grandi nomi del Novecento, ma con davanti il cruccio di diventare l'ultima proprietaria della più antica legatoria d'Italia e probabilmente d'Europa, fondata quando correva l'anno 1861. Ho fatto delle ricerche personali andando fino in Sicilia e questa è quella che ha iniziato questo lavoro di cartonnage, cioè è passata da rilegare i libri al fare gli oggetti rivestiti con carta decorata. Perché prima in antichità, alla fine dell'Ottocento, si facevano solo i libri per gli aristocratici oppure per il clero. E lì c'erano solo cartoni di color carta da zucchero e cartoni color marrone. Questo Giuseppe Rizzi ha offerto queste carte decorate con disegni e appunto dei ricami e Piazzesi ha detto proviamo. Ha messo queste carte allegre, fiorate, con gli animali eccetera sui libri al posto di quei cartoni a tinta unita e ha avuto un successo pazzesco. Per 30 anni Lavinia ha tenuto viva questa storica legatoria senza troppi calcoli di interesse. Oggi il sogno sarebbe fondare un museo della carta con relativi corsi, magari assieme a dei giovani esperti di crowdfunding. Gli spazi non mancherebbero, ma andare avanti sta diventando sempre più difficile e un'altra storica attività veneziana con 160 anni di storia rischia di scomparire. È molto doloroso. Innanzitutto non ci sono leggi, finanziamenti per gli over 60, che siamo sempre di più, siamo sempre più soli, siamo sempre più energici perché ci danno gli integratori. E però non abbiamo l'energia di un trentenne che può stare 12 ore al giorno e poi pagare tot di tasse, capisci? Noi possiamo starci quei 3 giorni a settimana, a seconda della nostra salute. Ma il fisco pretende di avere gli stessi redditi di un trentenne